alla seconda parte del nostro spettacolo casalingo. Dalla ribalta di A Nostra Ca, Mario Ferrero. Peppe Moncalé. Ciao Tartaia! Ciao Mobilia! Ma Tartaia sempre! Ma se con corde che mi... Là, tenen, pitelen per così poco. Come va? Come va Tipito? Come mai ti vestiti con la muda nuova? Ma perché che mi... E sono neanche come te, sempre vestito alla stessa maniera, con gli stestoni, gli stessi baracchini e pitanziera. Io mi evolvo, seguo i tempi. E la gente se il trauma e ricorda che mi per un ragioniere e un geometra. Asap! Ah sì? Sì, proprio per un geometra. Già, è vera. Anche la borsa sottile. Sì, stiamo piena in borsa, stiamo 24 ore. Il baracchino della Pietusa, dove la buttalo? Baracchino, Pietusa? Ma cosa che so, ma come parli? Sì, il baracchino per buttare la Pietusa, la boba, la minestra, chiamala come vuoi. Ma dove che vive? Ma al baracchino stiamo pinempare, adesso stiamo a container come la pitanziera. E lei fai fe i due container, pistrete lunga maniera che mi stago drinta la 24 ore, la smordume. Non che ti dia, mi ricorda le soluzioni delle nostre crisi di governo. Come sarei a dire? Come sarei a dire? Che pare cambia baracchino, ma la minestra, allora è sempre cula, ciclo. Ma fa il piacere, ma fa nenda spirito, Tartaia, dammi a me, e impara vestiti diversamente. In modo classico, con un colore classico. Perché se con te sarebbe un colore classico con te? Ma se è il classico blu Fiat. E poi ricordi che fra non molto, su sì che ti ciamettoni diventerà una divisa. Non appena avremo fatto il golpe. E andremo noi al potere, olè. Al golpe? Ma scusami tanto, Tartaia, ma se scotifica un mese a ste trame rosse o nere? Ma che trame rosse, trame nere, le nostre sono trame metallurgiche. Al nostro sarà il golpe dei Tournure. Aspetta, budrà i giornali che titolo, i tornitori al potere, il regime dei mandrini. E, per esempio, ai fondeur, cosa chi darete? Il Ministero del Tesoro, parei, gli italiani annuteranno neanche al cambiamento. A fondo tutti gli stessi. Ma fammi magari il piacere, Tartaia, ma cosa deve mai parlare di golpe, te? E della snen la taia dell'uomo politico. Perché? L'hai mai sentito per un discorso? Figurati, io per un discorso. Ma fammi magari il piacere per sentire per un discorso, almeno piace perlomeno una smana ferie. Figurati, alla parlare al Ministero degli Affari Inutili. Ma quando le parli di che è grosso e grasso. E basta. Grosso, esageriamo neanche. Se mai disuma,
che sono leggermente, ecco, al di sopra del peso normale. Cerchiamo il peso normale. Da Citto pare avete comprato i pattini a rotelle, alla Ducatete 2 vagoni ferroviari. La tua, me cartartaia, alleman maldicenza e invidia. C'hanno la invidia, ma se quando fate dal perché partete i calei e fate il giro intorno alla testa da due piedi la lambretta, dimmi a me, dimmi a me. Guarda, mi lei sempre dirlo che ti sei mal invidioso, e lei dirlo, sì. Ti sei uno cui che critico sempre tutti, i grandi, i CIT, il sistema, la società, ti e sei un che ti mente fino alla cassa integrazione. Mobilia, per piacere, mobilia. Fammi perché mi arrabbio, e mi sono buono a siete in due. Farei far due operai normali e da candirti lì all'avvocato che tu paghi due. Mai lamentame la cassa di integrazione, anche perché sai che è la penultima. E perché all'ultima se conti quella cassaria? A contarci con cui 4 il campasso, dopo la cassa di integrazione, abbiamo più la cassa della morte e con son ti lascio. E saluto mobile. E vado a campare un po'. Ma diao, fa non parei, pila non così al tragico, insomma, là. No, lasciami perdere. Io vado a campare un po'. Ma no, tartaia, fa non parei, là, insomma, sei miei amici. Ma fa niente, avanzo l'amicizia e vado a campare un po' un salletto. Pauline è uscito in questi giorni con 2 nuovi long play raccolti in un album dal titolo Canzon piemontese. Questa settimana vi facciamo ascoltare Barriera di Milan. Ricorda una barriera piena di vita, col fumo le ciminiere in cimentino. Ciao Ciccio, ciao Samuele, buonasera dottore, tutti i tecnici, lo studio pieno, stasera, come va? Bene, adesso vai con te una barzelletta, vai con te con la Susina. No. Come no? No. Allo sei Castagneri, Mario Castagneri, No, la scuola della Susina. No, la sai Come facciamo a Piemontese la Susina? Aspetta, la Susina. Lei non sa lei. Come? Lei non sa lei. Alle belle. Stasera lei che faccia un discorso serio. Paolino, fammi un discorso serio. Vabbè, cos'è? Parmi la barriera di Milano. La Barriera di Milano, la Barriera di Milano. Guarda, la Barriera di Milano è troppo ricordo della Barriera di Milano. E ti non ricordi il esempio come era 20 anni fa? Era le tampe, con tutte i prese, i Riccarda, i tapin a boia, tutte queste cose. Noi andiamo la maroda, facevamo le bagne calde, le salate di salpun. Ero altri tempi, Ero Paolino. altri tempi, la tasuna, cosa era mai? Barriera di Milano, mi hai grossi ricordi, Barriera di Milano. Andrea stessi 3D per parlare. Fa una cosa, invece parlene e la barriera di Milano, cantima la barriera di Milano. Volentieri, Maria. Ricorda una barriera piena di vita, col fumo le ciminiere in cimentino. Ricorda gli operai a bicicletta, ricorda tanta gente con le gentili, pensando alle mastracche, a mia mare, cancare stavo piano si cavelli. Rivedo la barriera alla mia infanzia, quando che smercandava fame e sed, al fondo col poggiò, la sua se colpia. E stai il mecca, barriera di Milano, le prime illusioni, ne stava tranquilla, coi premi mago. Mamma prontava
C'era il baracchino e attaccava i toni mio papà. Mentre la lampadina a svincandele sviava con le menai sotto sperare. Le prime spazzicate lungo la boia, con l'acqua testimonica sputava. I primi giuramenti, le prime storie, che il cuore una fiatina sviava. Barriera a Milano, riempiendo un passato, se scuma un ricordo, con gli urlo sfrangiati. Mi sogno parai, con tua dignità, a sua ciminiera, a sua poeta. Adesso io amo che sorto tutti fuori da qua perché la mia ciacciarada è esclusivamente per le madame. A sono sorti tutti? Allora va bene, perché l'on che stago per dire è la prima delle ricette ad mia nonna. E io amo dovranno mangiare, scute come che si fanno pronte certi pitazzi d'accordi? Bin, anche mi numa la ricetta di sta smana a chiama salada savoiarda. Gli ingredienti per 4 persone perché spero che gli invitati siano una dozzina. Allora anche mi numa. Netto e mes circa da rostat pulast, 2 fette giambun coit, una fetta di mortadela, 3 filet da ringhe suteli, 2 œufs dur, una barbabietola e 2 patate buie, una gamba zeller, ancora un manigot, oli, limone, sale e peider. D'accordo che l'abbia tutti questi ingredienti, tagli tutte a fettine fine, condilo come l'hai detto prima con oli, sale, peider e una frisina ad limone. E poi prima serve, mesce tutte. E con la ricetta di mia nonna, buon appetito a tutti da Luisella Guidetti. Il canton delle canzoni. Monsieur e madame, adesso hai tocca a Beppe e Luisella con le sue canzoni. Anche mia Beppe di Moncalè. Un personaggio caratteristico della vecchia Porta Palazzo era senza dubbio l'imbonitore, il batteur come lo chiamavamo noi. Questo signore arrivava sulla piazza di Porta Palazzo con una valigia piena di lamette da barba di seconda mano, rigenerate, diceva lui, e si faceva aiutare nel suo battage pubblicitario da un chitarrista che lui presentava al pubblico così. Come vedete, signore, questo poveretto alla mia destra è cieco dalla nascita. E lei era gente che asciugava le lacrime pensando che cieco era Borgno. Invece veniva chiarito in un secondo tempo che cieco era il nome del battesimo, Cichin Francesco. E dopo che l'aveva presentato, ai disia le fatidiche parole, taca Cichin, che certa desi barachin. Lido lido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido. Signori, noi non veniamo su questa pubblica piazza per il bisogno, perché ringraziando il cielo di bisogno ne abbiamo fin troppo a casa nostra. L'articolo che andiamo a presentarvi non è la solita lametta sulla quale c'è scritto te pneumatic baraconite tirie, made in London, che la vende in Flandron e che la compra in Cuyon. Signori, noi non veniamo da Savona per insabonarvi, né tanto meno da Lecco per leccarvi, noi veniamo direttamente da Chiavari per vendervi la nostra lametta con la quale dopo 10 barbe potete tagliare le rotaie del tram e poi la luce. E per venire incontro agli operai della Fiat che si sorto a 4 ore noi e 3 botti insomma Pinem, perché alla giusta cancerca vi canteremo la seguente strofetta, taca Cichin, chi sorta desi barachin. Lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido. E l'umma la ganza e la frisa e il button da camisa, frisa e ganza per gruppare il button da panza, teilun button, tela cotun. Persi bei, persi moi, persi fin, gabi di canarin, madame l'umma calai e danza al banco mobitai per terra. Ti gagno, tirten là con i canavei che in campo giù la baracca, fatten là se noi disattuti il mastega fatto la sorella. L'uomo e bombas da l'um, che sa fa c'era fan pum, papagaia imbalsamata, artareghe da corsa, ciamper le quaie, usei da gabbia e ciapabrai e tut per quartier.
Taca Borgno che andiamo a valere. Lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido. Adesso urtie la cronaca dei poveri e tribolati, el pigros delid del bur dei babi, la snaturata madre che taia la fia tocca, la star mancrota la filmant la pipa. La folla di Asti voleva linciare la vittima. Lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido. E l'uomo appena la pietosa storia Cichin al tengiur che tradint l'amore abbandonata ai genitori alle strangolasse in tempi sur, alle bagnasse tutte las da fior con un ambusur e le ciapasse un freidur. Taca Borgno che doma davanti a Mirafior entra di insomma di signor. Lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido. La drammatica avventura della ventenne Maria Scavalca, stiratrice di anni 18, la quale in un momento di sconforto amoroso si buttava dal quarto piano con le tisoire in mano a rischio fesse mal. Taca Borgno che suma caval. Lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido. E concludiamo con la miserevole storia a Giovanin Canal, che carriata un gros butal, con in testa al baraval, arrampiava per la strada Perga, ma arriva a metà strada, a al pensi, ma no, mi paurom, alla piantana sghiunga, l'endai fiera la Madonna del Pilun, disan, boia faus che lembo, cit che sembo, taca Borgno e pe partuma tutti per il cutulengo. Lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido, lidoli cimpa, lidoli cimpa, lidolido, e voilà! A conclude il canton delle canzoni Luisella Guidetti. Una canzone tratta da una vecchia rivista di Macario che abbiamo tradotto in piemontese e dedicata ad una torinese che lavora all'estero. Al pianoforte Gianni Palungo. Turin vei tanta via perché es la mia terra e porto un seme a me, anche se sono lontano. Ricordo un'ete di la tua bella culina, su perché i capucini, la doira e il Valentin. Ma de scale natal, te si fa tanta mal, vorria tornare da te, vorria tornare a Turin, prueme a mes la nostra gente, per parle a piemontese, per vedere po' e i nostri giardini, le stra allumina, via Roma le anima, da tanta bella gente, cala al cœur content. E a giro tutti sai da la sanguinen cosa fe per piaci ai soci ai sove mi invece su si sulla mesa le persone che sento fina a capire tal parle e a monta un gran magu una veia a pianteli parache e piratini, torne al me bel Turin. Ma cusle ma canzone per me, saruie, sas perché penso a Turin, Turin, Turin. Matilde Pellicero detta Tilde via Bava 102 quarto piano, le grazie dispensavi solo a tre, un medic, un avvocato e un salumè. Ricorderò per sempre il nostro incontro al
club denominato Menopausa, un valzer col saltino ramversé, 2 grappe, un grigio verde, un costimè, la stime che fasie l'impiegata, che avevi degli amici possidenti, e al venerdì distinto ai combattenti, danzura l'hai portata insieme a me. Con questa canzone di Gipo Farassino si conclude A Nostra Casa. L'appuntamento è per la prossima settimana. Hanno collaborato il piccolo coro del Maffei, l'orchestra di Romano Farinacci, la banda musicale Eliana di Monbercelli e la sottoscritta Luciana Dardelli. Grazie a tutti e un arrivederci dai vostri Mario Castagneri e Giorgio Lupica. In fabbrica basava la mia presa ed ogni mio bullone era per te. Perfino al capreparta di sia Bertu, o lasci quella donna o ti licenzio. Mi rispondia ma non si venanzio, Matilde è un morbo erotico per me. Matilde bellissero detta Tilde, chiamava 102 quarto piano, le grazie dispensavi solo a 3, al medic una bucata in salve. Disi è sempre un giorno sarò tua, ma per adesso non lo posso fare. Ho ancora 6 cambiali da pagare, dei voluti anche il salumet, e ieri finalmente la smulaie, io sono accorso, non vedevo l'ora, ma ti la stime, sai, mi faccio fuori, e mi la fai sta faccia da Vincenzo. Matilde bellissero detta Tilde, adesso tu sei madre addolorata, mi penso quanto ingaverai la nata, sarà sempre tardi, credi a me.